Appuntamenti in agenda per sabato 7 giugno. In occasione del 10° anniversario della promulgazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, dalle ore 9:30 alle 13 il Seminario Vescovile di Savona ospiterà la giornata di studi Insieme a tutte le creature camminiamo insieme su questa terra. Il Circolo Filatelico Lavagnese e l'Unione Filatelica Ligure organizzano a Lavagna in Sala Rocca in Piazza Cordeviola la 9ª edizione del Trofeo Liguria un quadro. L'inaugurazione si terrà alle ore 10. Sempre alle 10 a San Bernardo di Mendatica verrà inaugurato il circuito di colonnine di ricarica per e-bike realizzato con il progetto Ciclovia dei Liguri. A quasi un anno dalla scomparsa dell'artista Gianfranco Timossi, alle ore 10:30 alla Sala Consiliare del Comune di Campoligure si terrà un evento in suo onore e memoria. Verrà proiettato il cortometraggio Mentre ascolto, in cui si celebrerà la sua arte. Alle 16 si terrà nella Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari un omaggio a Gigi Proietti nel quinquennale dalla sua scomparsa, con la rivisitazione di un'opera teatrale dell'attore interpretata dal gruppo teatrale del Centro Socio Riabilitativo Mosaico. A seguire alle ore 16:30 si svolgerà l'incontro con la dottoressa Silvia Reali sul tema Pillole di microbiologia. L'incontro avrà luogo nella saletta attigua alla Chiesa Evangelica in Corso Garibaldi 52A. L'ingresso è libero. Dalle ore 17 alle 19:30 nell'ex sede della Società Operaia Cattolica Santa Cecilia di Albissola Marina si svolgerà un evento di restituzione alla cittadinanza di quanto elaborato durante i laboratori di futuro. I partecipanti si sono interrogati e confrontati sul futuro della cittadina. A Chiavari fino al 22 giugno si terrà la 21ª mostra d'arte realizzata dagli Scarti per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della sostenibilità e della riduzione degli sprechi. Appuntamento all'Auditorium San Francesco alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra visitabile tutti i giorni dalle 17:30 alle 22:30. Il Centro di Cultura L'Agave organizza un incontro alle ore 17:30 nella Sala Livellara di Via del Pino numero 2 con Riccardo De Rosa dal titolo Caterina Fieschi Adorno, un percorso biografico. Fino al 14 giugno dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 la Sala Archivi della Società Economica accoglie la mostra Autografi di Napoleone Bonaparte. Alle ore 21 è previsto all'Auditorium San Francesco il concerto di Manuela Boni e Marco Battaglia.